Benvenuti a questo appuntamento con gli approfondimenti di A Voi la Linea. Cominciamo con la questione Sparcasse. È stato respinto dal TAR del Lazio il ricorso di Civibank contro l'OPA lanciata da Sparcasse. Soddisfazione per l'esito del pronunciamento del TAR è stata espressa dai vertici della banca di Bolzano, pronti a riprendere immediatamente l'iter che era stato interrotto 10 giorni fa. Ne abbiamo parlato con il direttore generale dell'Istituto di Credito Altoatesino, Nicola Calabrò. Vediamo. Dottor Calabrò, direttore generale di Sparcasse, è arrivata la notizia, oggi il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Civibank che chiedeva l'annullamento per illegittimità dell'OPA e l'OPA invece può continuare. Una buona notizia per voi. Una ottima notizia, si rivela confermato ciò che abbiamo detto fin dai primi minuti del 29 aprile quando abbiamo ricevuto i ricorsi. I ricorsi si confermano essere qualcosa di inammissibile e pertanto il TAR del Lazio con decorrenza immediata ci consente di far ripartire l'OPA, che pertanto riparte esattamente con l'effetto temporale con cui è stata interrotta. Era stata interrotta alle 12:51 del 20 di maggio e esattamente oggi alle ore 12:51 riprende la possibilità per coloro che non avevano ancora aderito di potersi presentare in banca e formulare la propria adesione. Un ulteriore elemento che non era stato reso noto ma che abbiamo appreso nei giorni scorsi, che anche la Corte di Giustizia Europea, alla quale era stata rivolta una richiesta di urgenza, ha rigettato la richiesta di urgenza e pertanto se e quando la Corte di Giustizia Europea si dovesse occupare di questa cosa, ritengo che il precedente con cui si è espresso il TAR del Lazio possa rappresentare una chiara anche formulazione che viene anche utile per quelli che sono gli sviluppi futuri. Secondo noi non ci saranno sviluppi futuri. Quindi va avanti e ricordiamo che oggi è di fatto l'ultimo giorno perché era stata congelata l'OPA proprio nell'ultimo giorno, il 20 maggio, fino alle 17:30 oggi si può aderire, quindi per gli ultimi, per chi era rimasto per così dire beffato proprio in extremis. Sì, esatto, alle 12:51 tutte le banche che sono incaricate di poter raccogliere le adesioni possono procedere a questa raccolta. Per quanto riguarda Civibank, che ovviamente è l'istituto bancario più importante perché la maggior parte delle azioni sono concentrate nei depositi che gli azionisti hanno presso Civibank, con orario continuato fino alle 17:30 le filiali di Civibank sono a disposizione per poter raccogliere le adesioni. Ecco, voi intanto avete anche fissato la data del pagamento di azioni dei warrant, che era questa fissata per il 25 di maggio, assieme all'assemblea dei soci, entrambe le cose erano saltate e anche queste insomma possono ripartire. Sì, il 6 di giugno avviene il pagamento e siamo in attesa di avere informazioni da Civibank riguardo invece la fissazione dell'assemblea che appunto era stata sospesa il 25 maggio con delle ragioni che aveva ritenuto Civibank di voler formulare, rispetto alle quali noi non eravamo assolutamente d'accordo e l'abbiamo manifestato. Comunque sia, Civibank adesso ha il pallino in mano, deve definire questa data di assemblea per poter completare anche quello che è l'esito assembleare. I voti erano già stati raccolti fino al 23 di maggio e pertanto il rappresentante designato non dovrà far altro che comunicare l'esito, quindi lo scrutinio di questi voti che riguardavano tutte le tematiche dell'assemblea, quindi l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle politiche di remunerazione e la designazione del nuovo consiglio di amministrazione, che sarà quella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Questa volta non c'è nessun quorum da dover superare e quindi l'assemblea sarà anche una cosa molto semplice che potrà formalizzarsi non appena Civibank definirà la data, che ci auguriamo sia al più presto. Ecco, in chiusura voi insomma oggi saprete anche qual è la quota definitiva di capitale sociale che avrete di Civibank. Avevate ampiamente superato il 70% al 20 maggio, oggi insomma anche arriveranno gli ultimi dati. Pensiamo, sulla base delle nostre ipotesi, che si supererà il 75%, quindi si andrà anche oltre quelli che erano i numeri precedenti, a ulteriore conferma che l'interesse degli azionisti era di aderire a questa operazione che andrà alla fine con numeri molto più alti di quelli che noi stessi pensavamo che potessero essere raggiunti, a ulteriore dimostrazione che gli interessi degli azionisti erano chiaramente in una direzione.
Pagina da oggi, più uomini e più mezzi nella stazione dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro. Si rafforza il presidio del territorio e così sarà per tutto il periodo estivo. Ce ne parla dalla località balneare friulana la nostra Alexis Sabot. Ci troviamo alla stazione dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro assieme al tenente colonnello Nicola Quercia proprio per capire che cosa cambia da oggi per la stazione. C'è un implemento delle forze e delle vetture? Da oggi la stazione dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro viene rinforzata con personale e mezzi per tutta la stagione estiva per presidiare maggiormente il territorio e per adattare la ricettività del pubblico in caserma alle accresciute esigenze dell'utenza. L'invito è quello di chiamare per qualsiasi necessità. E l'obiettivo è quello di garantire un'estate sicura in sinergia con le altre forze di polizia con il coordinamento della prefettura. Si avvicina anche un weekend intenso tra la Pentecoste e il ponte del 2 giugno. Sappiamo quanto vengono rafforzati, monitorati, cioè ci sarà un rafforzamento dei controlli. Ecco. Sicuramente per questo periodo ci saranno ulteriori rafforzamenti delle nostre presenze sul territorio, anche delle altre forze di polizia, proprio perché il fenomeno della Pentecoste ci spinge ad essere sempre maggiormente reattivi a quelle che sono le problematiche conseguenti, per affrontarle e risolverle nel migliore dei modi. Come ci si appresta per quest'estate dopo anche 2 anni di pandemia che vi ha visto magari ancora più in difficoltà per quanto riguarda controlli e monitoraggi del territorio? Cercheremo di esprimere la massima presenza nel territorio perché sicuramente sarà un'estate caratterizzata da una maggiore presenza di persone, soprattutto in questa località balneare. Di conseguenza è necessario da parte nostra ogni sforzo per aderire alle esigenze dell'utenza e quindi dei turisti. Ci separiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Bentrovati per la seconda parte di A voi la linea. Torna a Udine il premio letterario Friuli Storia dedicato alle opere italiane di storia contemporanea. I nomi dei finalisti sono stati svelati questa mattina a Palazzo d'Aronco. Vediamo. Sono stati svelati i nomi dei 3 finalisti del premio Friuli Storia, il concorso letterario giunto alla 9ª edizione che premia ogni anno un'opera di storia contemporanea pubblicata in Italia. A stabilire il vincitore sarà una giuria popolare formata da 550 lettori, tra cui un centinaio di studenti dell'Università di Udine. Siamo cresciuti con pazienza fino da 200 e poi a 300, sono importanti i numeri, ma soprattutto è importante chi sono questi 550 lettori. Tanti sono studenti, il 20% sono studenti dell'Università di Udine che abbiamo potuto coinvolgere grazie al contributo del Rotary Club di Udine e tanti sono lettori delle comunità dei piccoli comuni del Friuli Venezia Giulia, lettori che abbiamo potuto coinvolgere tramite un accordo con l'ANCI Friuli Venezia Giulia. L'idea è che ogni anno l'ANCI del Friuli Venezia Giulia ci segnalerà 10 comuni che coinvolgeranno i lettori delle rispettive biblioteche. Quali sono le tematiche che sono state premiate dalla giuria scientifica? Le tematiche sono tematiche ampie di storia contemporanea, quindi grandi temi, la seconda guerra mondiale, il terrorismo, la passione ideologica, cioè alcuni grandi temi che hanno segnato la storia degli ultimi 200 anni. Siamo orgogliosi di ospitare questo premio che è bellissimo perché coinvolge tantissimi lettori. Quest'anno 550 persone leggeranno i libri dei 3 finalisti per decidere chi sarà il vincitore. È un premio orientato alla storia, il Friuli è luogo dove si è celebrata tanta storia e quindi è molto positivo questo premio che ormai si sta avviando alla 10ª edizione. Io quando ero Presidente della provincia sono stato tra i sponsor iniziali per dare forza a questo premio che adesso è decollato veramente ed è prestigioso perché partecipano veramente gli storici più importanti che in Italia pubblicano libri su argomenti anche tra l'altro di grande attualità. Sempre più lettori coinvolti nella giuria popolare, ma anche sempre più giovani, anche grazie al supporto dell'Università di Udine e degli altri enti. Anche questo è un aspetto molto interessante perché i giovani stanno avvicinando alla lettura
i libri tengono, Udine è tra l'altro una città che ha il rapporto tra lettori e cittadini tra i più alti in Italia e quindi questi sono segnali positivi e sono contento che i giovani studenti delle scuole superiori e dell'università siano componenti di questa giuria popolare che deciderà quale sarà il vincitore del premio Friuli Storia. È un'iniziativa alla quale teniamo molto da sempre, è un'iniziativa che appoggiamo fin dalla sua nascita e che siamo alla vigilia della celebrazione dei 10 anni, quindi stiamo entrando a pieno titolo nell'età dello sviluppo e lo sforzo di tutti noi e anche delle altre istituzioni più gli sponsor anche privati sarà indirizzato verso una crescita e la definitiva affermazione di questo premio, con particolare attenzione anche a una cosa alla quale teniamo in modo particolare, il coinvolgimento delle nostre scuole che stanno dando delle risposte straordinarie. Quello che dobbiamo attualizzare anche è la modalità di racconto della storia, in modo da coinvolgere una base di lettori sempre più ampia e sempre più convinta della necessità di avere buone radici storiche per poter affrontare le grandi sfide che ci stanno aspettando. Il presidente della Federazione dei Focolars Furlans del Canada, Joe Toso, è stato accolto nella sede udinese dell'Ente Friuli nel Mondo. Ce ne parla Isabella Gregoratto. Si prospetta per il mese di luglio una grande festa a Udine e in tutto il Friuli per l'arrivo di una cinquantina di canadesi, ossia di friulani che vivono in Canada da diverso tempo. In occasione del congresso delle federazioni dei Focolars Furlans del Canada. Un appuntamento che è stato rinviato a causa del Covid, finalmente quest'anno ci siamo, le persone appunto dicevo sono una cinquantina, non sono i tempi del 1981 quando ne arrivarono 400, non sono i tempi del 2014 quando ne arrivarono un centinaio. Comunque il Canada, i Focolars Furlans del Canada sono riusciti a organizzare questo evento qui in Friuli. Con noi il presidente della Federazione dei Focolars Furlans del Canada, Joe Toso. Quindi in arrivo arriveranno il 26 luglio per partecipare poi a tutta una serie di eventi a partire dal 27. Sì, dunque il 26 arrivano, forse certi di loro sono già qua, non lo so. Comunque arrivano il 26, dopo il 27 si incomincia il nostro congresso, andando la prima giornata a inaugurare il totem, che viene restaurato. Adesso è a Tarvisio, una signora che lo restaura e dopo lo mettiamo in terra di nuovo nel parco McBride, via San Daniele. Ecco, quindi è un'occasione anche per questa cerimonia, no? Una cerimonia. Sì, è un'occasione perché non era in bel stato questo totem. Dopo bisogna capire che ha più di 40 anni. Normalmente un pezzo di legno così non dura fin dai 60 a 70 anni normalmente. Ma ricordiamo chi era McBride, perché non tutti lo sanno. No, McBride era nel 1976 col terremoto friulano. Mi pare che era sergente e con l'elicottero è caduto cercando di aiutare la gente. Okay? È morto. Senta, questa occasione per rinsaldare dei vincoli, questo vincolo d'amicizia, questo legame con il territorio, il fatto di scegliere il Friuli per il congresso. Il Friuli è il paese nostro. Dunque abbiamo specialmente gli emigrati diretti che sono partiti dal Friuli, ce l'hanno nel sangue, la tradizione, la lingua, il cibo, il vino, tutte quelle cose lì ci legano, e specialmente la cultura friulana, ci legano moltissimo e non possiamo dimenticare il Friuli. Senta, in Canada quanti Focolars ci sono? Ce ne sono diversi, no? In Canada abbiamo 16 Focolars, dall'ovest fino all'est del Canada, dunque ogni città canadese ha un suo Focolar. Ecco, e anche lì siete molto uniti fra voi. Siamo uniti, abbiamo circa 6.000 aderenti,
in tutto il Canada. Certo che ci sono più friulani di questo, sì. Però quelli aderenti attivi che vogliono far parte dei Focolars ce ne abbiamo un 6.000. Parliamo di questo raduno, di questo congresso, quindi abbiamo detto il totem, poi aprirete i lavori per confrontarvi e poi che altro farete? Come intendete passare le giornate qui in Friuli? Beh, io veramente le passerò un paio di giorni in più dopo, però devo andare in Francia perché ho parenti in Francia. C'è mia sorella che abita a Parigi e dopo altri parenti che devo visitare. Possibilità di scambio con la piccola patria e il Canada, anche dal punto di vista economico? Poi c'è sempre una possibilità di scambio, però bisogna mettere in moto quelle cose lì. Io vorrei vedere più scambi tra i studenti, così, perché abbiamo un grande problema con i giovani per poter radunarli nei nostri Focolars, o non soltanto nei nostri Focolars, però nel Friuli, far conoscere il Friuli, perché io ho visto coi tempi che ho passato fuori del Friuli, mi pare che i friulani si vergognano a far vedere il loro paese. Il turismo deve essere fatto pubblicare tanto, però vedo che gli italiani fanno vedere più le loro province che i friulani. Ecco, quindi questa è un'occasione per far conoscere ulteriormente. E far conoscere anche ai friulani di qui, di farsi vedere, di non aver paura. Perché il Friuli è una bella provincia, una bella regione, ok? E dobbiamo pubblicarla, far vedere agli altri cosa siamo. Senta, non posso fare altro che ringraziarla, attenderla per quando aprirete il congresso ufficialmente il 27 luglio, ma voi arriverete qua il 26, quindi ringraziamo il presidente dei Focolars Furlans del Canada, Joe Toso. Restituisco la linea allo studio. E per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio.